Con il sopralluogo nella pineta e nella spiaggia di Eraclea ha preso ufficialmente avvio il progetto europeo sperimentale Ecos Natura 2000, che ha l'obiettivo di coniugare le opportunità di conservazione dell'ambiente anche grazie all'attività sportiva in quei siti che l'Europa ha inserito nel programma di valorizzazione e tutela Natura 2000. È un progetto che ci consentirà di mettere assieme competenze e saperi non solo del territorio ma anche di territori d'Europa, la Polonia, la Spagna, la Francia, l'Olanda, che ci consentiranno appunto di dare ai nostri imprenditori uno strumento in più per conciliare la sostenibilità con la piena fruizione di quelli che sono i nostri asset principali, cioè un ambiente particolare, eccezionale come quello del nostro litorale. Nel concreto, il progetto mira a condividere con la comunità locale e con i turisti delle località coinvolte comportamenti, azioni e accorgimenti atti a ridurre l'impatto delle attività sportive, professionali ed amatoriali su un tessuto sempre più delicato e fragile come quello costiero, a partire dalla conservazione della biodiversità locale di piante ed animali fino alle stesse dune. Il percorso vero e proprio, che è molto articolato, durerà ben 3 anni. Ci saranno naturalmente degli incontri anche nelle sedi e nelle località che condivideranno con noi questa esperienza, quindi sulla costa polacca, sulla costa spagnola, sulla costa olandese e sulla costa francese. Questo ci consentirà appunto di elaborare un piano partendo da una carta dei valori, cioè delle cose che crediamo e che dobbiamo realizzare su questo territorio, e quindi avere quegli strumenti che consentiranno ai nostri ospiti, ma anche ai cittadini, a tutti coloro che vorranno fruire delle nostre spiagge, di conoscere anzitutto meglio il loro territorio, ma soprattutto fruirlo nel pieno rispetto di quelle che sono le particolarità della biodiversità e della natura e del paesaggio, che in questo momento è considerato ormai una delle priorità principali anche per contrastare il cambiamento climatico, piccoli comportamenti che potranno avere dei grandissimi impatti in termini di tutela dell'ambiente e di miglioramento delle nostre coste. Ci piace pensare che Confcommercio ancora una volta c'è, e c'è anche laddove bisogna conciliare appunto la sostenibilità, l'ambiente e la fruizione di questo ambiente, che è una delle cose più importanti che chiedono proprio i turisti, che dobbiamo dire hanno una cultura da questo punto di vista sempre più raffinata, e i nostri imprenditori si stanno adeguando e stanno dando le risposte adeguate.